Sono accusati di aver commesso almeno 50 furti, ma la squadra mobile di Padova sta facendo accertamenti su altrettanti. Sono 8 i nomadi finiti al centro dell'operazione denominata cortocircuito, che ha portato all'arresto di 7 persone e all'obbligo di dimora per un'ottava, una donna di 28 anni, quasi tutti con legami di parentela tra loro, accusati di furto, indebito utilizzo di bancomat e carte di credito, resistenza e danneggiamento aggravato. Sceglievano con cura gli obiettivi, le auto parcheggiate nei pressi di cimiteri, asili, chiese e parrocchie, a cavallo tra le province di Padova, Venezia, Vicenza e Treviso. Rompevano un finestrino e fuggivano con tutto quello che trovavano, con colpi che si ripetevano ogni giorno. La loro base era nei campi nomadi in cui vivevano e che sono stati perquisiti, 2 nel Padovano, al Bignasio e Villanova di Camposampiero e 1 a Verona. Di quei reati di crimine diffuso, quindi furti su autovettura, spendite di bancomat, che poi comportano tanti disagi, non solo di tipo economico, ma anche vanno ad incidere proprio sul tempo che bisogna perdere per rientrare in possesso di bancomat, documenti e quant'altro. Il gruppo usava potenti scooter per effettuare i colpi e fuggire. Avevano ideato un dispositivo per nascondere la targa, trasformandoli quasi in moto fantasma. Individuato uno di questi mezzi, i poliziotti hanno applicato un rilevatore satellitare, risalendo da lì a tutti gli accusati. Sembrava essere senza targa, in realtà aveva un dispositivo che consentiva di nasconderla e quindi le parti offese non riuscivano a rilevare il numero di targa. Tra gli oggetti rubati c'era di tutto: telefoni cellulari, documenti, bancomat e carte di credito utilizzate subito dopo nei negozi, anche macchine fotografiche, addirittura un'intera e costosa attrezzatura sottratta a un fotografo professionista di Mestre.